corretta e piena e totale alternanza donna-uomo, la terza candidata che vi presento è Selena Tiburcio. Buonasera a tutti, mi fa piacere potermi presentare perché in tanti non mi conoscono. Infatti io non sono originaria di Cervignano, abito a Cervignano da circa 8 anni, ci siamo trasferiti qui con mio marito e poi la famiglia è cresciuta, adesso abbiamo 2 bambini. E voglio dirvi perché ho scelto di vivere a Cervignano, non solo per un motivo logistico, nel senso che io lavoro a Butrio, quindi alla Danieli, e mio marito lavora verso Trieste, quindi abbiamo entrambi un po' di strada da fare. Ma abbiamo scelto Cervignano perché anche guardandola da fuori si vede che è una città di servizi. C'è la stazione, c'è un teatro con un palinsesto di livello nazionale, il centro... scusate, sono un po' emozionata. Adesso non voglio continuare l'elenco, comunque siete tutti, sapete insomma i grandi servizi che ha Cervignano. Ve lo racconto perché credo che sia effettivamente questa la giusta visione per Cervignano. Per questo faccio parte adesso di questa squadra, della squadra del Ponte, per poter partecipare a far crescere Cervignano su questo solco, quindi Cervignano come città di servizi. Vi racconto qualcos'altro di me. Per lavoro mi occupo di ricerca e di innovazione, sono un ingegnere chimico e di processo e mi occupo soprattutto di progetti che hanno a che fare con l'economia circolare all'interno dell'industria, quindi andare a cercare soluzioni per il recupero di materiali, il recupero dell'energia. Credo che queste competenze, per quanto sembrino molto settoriali e specifiche, in realtà possono essere applicate anche all'amministrazione locale, anche ai territori. Per cui questo è la cosa per me principale che mi piacerebbe più di tutto avere l'occasione di fare. E come poi vi ho raccontato, ho 2 bambini piccoli e quindi anche questo per me è un tema fondamentale, quindi l'attenzione all'infanzia, insomma. E concludo dicendovi che mi candido anche perché credo nella politica e soprattutto se fatta con un senso di responsabilità e di comunità, ed è quello che spero di avere l'occasione di fare. Grazie.